Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro i grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi accompagno davanti a una scena tra le più affascinanti e misteriose dei Vangeli, la trasfigurazione di Cristo. Un episodio breve nelle scritture, ma potentissimo, che gli artisti di ogni epoca hanno cercato di tradurre in immagini capaci di rendere visibile l'invisibile. Immaginate un monte, un'altura isolata. La tradizione identifica questo luogo con il monte Tabor, in Galilea. Siamo lontani dalla città, lontani da occhi indiscreti, solo la roccia, il cielo e 3 testimoni. Al centro del dipinto, Cristo. Non il Cristo sofferente della passione, né il maestro che insegna alle folle. Qui lo vediamo trasformarsi. Il suo corpo è immerso in una mandorla di luce, un'aura intensa che avvolge ogni cosa. Le sue vesti diventano bianchissime, candide come neve, per usare le parole del Vangelo. È un Cristo rivelato, mostrato nella sua natura divina. Accanto a lui compaiono 2 figure che appartengono al cuore dell'Antico Testamento. Mosè a sinistra, portatore della legge, Elia a destra, rappresentante dei profeti. I 2 non sono semplici comparse, la loro presenza indica che tutto ciò che era stato annunciato, la legge e le profezie, trova in Cristo il suo compimento. Parlano con lui come si parlerebbe a un sovrano riconosciuto, in un gesto che è insieme dialogo e venerazione. Fin qui la scena è sospesa, solenne, quasi fuori dal tempo. Ma sotto, ai piedi della roccia, tutto cambia tono. Sulla parte bassa del dipinto, quasi schiacciati dalla luce che proviene dall'alto, troviamo i 3 apostoli scelti per assistere al miracolo: Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro, a sinistra, è facilmente riconoscibile. Stringe nella mano le chiavi, simbolo del suo ruolo nella Chiesa nascente. Il suo volto esprime stupore, ma anche una certa volontà di reagire, come se volesse comprendere razionalmente ciò che vede. Giacomo, al centro, porta la mano verso l'alto in un gesto straordinario che l'artista tratteggia in controluce. È come se la luce di Cristo passasse attraverso di lui, rivelando la sua incredulità ma anche il suo desiderio di proteggersi. Giovanni, il più giovane, è raffigurato a destra. Il suo volto è imberbe, delicato, quasi fanciullesco. La luce lo investe in modo particolarmente intenso, creando un effetto visivo di grande poesia. Giovanni non resiste, sembra quasi soggiacere allo stupore, come se la visione fosse troppo forte per essere sostenuta. L'artista, con grande sensibilità narrativa, mette in scena 2 livelli che vivono contemporaneamente. La manifestazione divina in alto, pura, ordinata, perfettamente composta, e l'umano in basso, travolto, sorpreso, incapace di comprendere ma pienamente coinvolto. Ciò che unifica la scena non è solo la disposizione delle figure, ma la luce. Una luce che parte da Cristo e si diffonde sugli altri personaggi in modo progressivo, quasi musicale, forte al centro, più attenuata man mano che scende. È una luce che non illumina soltanto, trasforma. Disegna i contenuti, crea profondità, mette in dialogo personaggi che appartengono a mondi diversi, il divino e l'umano, l'antico e il nuovo, la promessa e il compimento. Nelle mani, nei volti, nel panneggio delle vesti, tutto vibra di una luce che è insieme fisica e simbolica. La trasfigurazione è un racconto che non si limita a mostrare un miracolo, invita a comprendere come, nella vita dei discepoli e nella vita di ciascuno di noi, ci siano momenti in cui qualcosa si rivela, si illumina, si chiarisce improvvisamente. Questo dipinto mette in scena proprio quell'istante, l'attimo in cui lo sguardo umano, improvvisamente, tocca il mistero. Ed è forse per questo che, anche senza avere davanti l'immagine, possiamo immaginare perfettamente ciò che accade. Un riflesso di luce che cambia tutto.